Nel primo Ottocento Aiello già si presentava come uno dei centri più importanti del circondario. Essendo capoluogo di un distretto commissariale, oltre ai 4 mulini che erano in grado di macinare anche d'inverno, in quanto le acque di Risorgiva non gelano mai, possedeva un'alta percentuale di esercizi commerciali e di botteghe artigiane e poteva quindi contare su un notevole afflusso giornaliero di persone. Il periodo che va dal 1891 al 1914 è stato per Aiello ricco di positive innovazioni, come mai era accaduto in passato. Il paese, che stava vivendo un lungo periodo di pace, rappresentava il centro più importante per una quindicina di paesi vicini e rivaleggiava nell'offerta di servizi e di esercizi commerciali con le principali località della contea di Gorizia. Sede di un distretto scolastico, vi era un'alta percentuale di alunni frequentanti la Trivial Schule, scuola popolare, e fin dal 1844 c'era una sezione femminile. Alta era anche la percentuale di laureati e di diplomati alle scuole superiori. Erano in attività una trentina di esercizi commerciali, tanto che ad Aiello, pur essendo un piccolo centro, si era sicuri di poter trovare tutto: commestibili, ferramenta, colori, tabacco, cartoleria, pane, carne, manifatture, granaglie. Per il ristoro vi erano alcune osterie e un locale più raffinato, dove si poteva gustare il caffè. 2 gli alberghi, di cui uno provvisto di stallo per i cavalli, e numerose erano anche le attività artigianali: sarti, fabbri, falegnami, calzolai, tessitori e muratori. Dal quadro esposto possiamo comprendere per quale motivo gli aiellesi, soprattutto quelli appartenenti ai centri rurali, erano così affezionati al governo asburgico. La serietà e la precisione dell'amministrazione austriaca, essendo Aiello paese di confine, erano sotto gli occhi di tutti. Naturalmente non mancava un discreto numero di irredentisti che aspiravano a diventare sudditi italiani, concentrati per lo più tra i possidenti, i più scolarizzati, quelli che dopo l'estensione del diritto di voto a tutti i maschi maggiorenni e l'approvazione dei nuovi contratti colonici, fortemente voluti dal movimento cattolico guidato da Monsignor Faigutti, il 24 maggio 1914 temevano di perdere i loro privilegi. Una delle feste più memorabili che ricordavano i vecchi aiellesi risale al 1898, quando, per celebrare il 50° di salita al trono di Franz Josef, venne inaugurato lo stendardo portabandiera. La festa durò tutto il giorno, iniziando con la messa cantata, seguita da sfilata attraverso il paese imbandierato, ballo
pranzo offerto a tutti i poveri e fuochi d'artificio finali. Che la prima guerra mondiale sia rimasta a lungo nella memoria degli abitanti di Aiello, sia per le esperienze straordinarie, ma anche tragiche e dolorose, che molti di loro vissero durante il conflitto, catapultati sui più lontani fronti di guerra, testimoni degli orrori della guerra sul fronte dell'Isonzo, o profughi nell'impero e nel regno, sia perché segnò un momento di rottura nella storia della comunità. La guerra, vista da dei savognani, è al tempo stesso lontana e vicina. Lontana perché Aiello, il paese di Guido, quello da cui osserva la guerra, è un paese di retrovia, non direttamente coinvolto nei combattimenti. La distanza dal fronte non è molta, una dozzina di chilometri in linea d'aria separano il paese dai primi contrafforti dell'altopiano carsico, ma sufficiente ad evitare le conseguenze più dirette del conflitto. Qualche colpo dei grossi calibri austriaci giunge nei pressi del paese. Spesso il cielo di Aiello viene solcato da aeroplani austriaci. Qualche bomba cade sull'abitato, ma nel complesso i danni materiali sono limitati.